Amici sportivi, buon pomeriggio e benvenuti alla Bell Bottin Arena. Dunque è iniziato il match valido per la quinta giornata del campionato di Serie B, Girone B. Di fronte i padroni di casa del team Giorgione con 7 punti in classifica, invece la formazione in maglia verde è quella della Futsal Atesina, 8 punti in classifica, un punto in più in questo momento sul pallone. Andiamo a dare uno sguardo agli starting five in questo momento in campo. Per il team Giorgione riconosciamo tra i pali Villano, abbiamo in posizione di bank Lorenzo Serban, poi Nicolò Baron, Tilal Ayub e naturalmente la stella di questa squadra, il numero 11 Bogdan Gumeniuk. Andiamo invece a dare un'occhiata alla formazione ospite che in questo momento schiera tra i pali Luca Vanin, riconosciamo poi il capitano in posizione di back, andato adesso in questo momento alla conclusione, il numero 27 Mattias De Gasperi, poi Mustafov che in questo momento va a rincorrere Tilal. Completano il roster della formazione del Futsal Atesina il numero 6 Alex Manzoni e il giocatore Marco Basso in questo momento con la maglia numero 10. Questi erano gli starting five. In questo momento dunque team Giorgione sul pallone, una situazione un po' delicata quella quest'oggi della formazione guidata da mister Luigi Zanetti, tante le assenze a partire da quella del bomber assoluto della formazione biancorossa, ovvero Mattia Vettore. Per la verità a quota 4 nella classifica marcatori ci sono Tilal e Aicek, ma insomma Vettore pur con 2 reti è indubbiamente il bomber assoluto di questa squadra. Prova ne sia che nella passata stagione ha messo a segno 21 reti, dicevamo Vettore squalificato in seguito all'espulsione rimediata nel match particolare rocambolesco contro l'Isola, assenti i lungodegenti Bruno Casagrande e Naim Mufaddal. Quest'oggi non c'è nemmeno Sebastian Cecchin e dunque un team Giorgione che va a schierare ben 4 giocatori nati nell'anno 2006, dunque formazione giovanissima ed obbligata per mister Luigi Zanetti che vuole dare continuità ai risultati raggiunti fino a questo momento. Attenzione in questo momento a Mustafa sul pallone, contrastato da Tilal, si torna dalle parti di Luca Vanin. Risultati che stanno trovando una quadra dopo la sconfitta maturata in terra friulana con il Manzano, un team Giorgione che ha trovato la quadra pur, ripeto, non giocando mai con tutti gli effettivi a disposizione. Ha vinto lo scorso match casalingo per 4-1 con il Naonis, poi un pareggio rocambolesco con il Padova per 5-5, infine nell'ultimo match la vittoria sull'Isola per 4-1. Tanto ancora team Giorgione sul pallone, Gumeniuk a scambiare con Baron. Qui Baron lotta con Manzoni, recupera Gumeniuk, Lorenzo Serban in impostazione, Tilan. Attenzione, prova a rubare palla Manzoni, va via però Gumeniuk, la palla a Baron. Ora Baron prova il sinistro, viene murato da De Gasperi. Serban. Sull'altro fronte Gumeniuk scambia con Capitan Tilal. Si torna dalle parti di Serban. Baron, attenzione di spalla Gumeniuk con il destro! Gran numero di Gumeniuk che prima si aggiusta il pallone con la spalla e poi scaglia questo destro. Di poco a lato la conclusione di Bogdan Gumeniuk. Inizio di stagione per Gumeniuk con un leggero infortunio patito, adesso sta tornando ai giusti giri, ha già messo a segno la sua prima rete in campionato. Tanto Futsal Atesina in avanti con Basso, si allarga, prova ad andare via, fa buona guardia Tilal Ayub. Sul pallone ancora Basso, prova il destro, Capitan De Gasperi, la palla finisce sull'esterno della rete. De Gasperi un centrale con il vizio del gol, nella passata stagione ben 7 reti per lui. Baron lungo il pallone per Tilal. Si torna dalle parti di Luca Vanin, è una bella storia quella dei Vanin a Laives, il paese dove gioca le partite casalinghe la Futsal Atesina. Pensate, sono in campo 2 gemelli,
tra i pali Luca Vanin, come pivot lo vedremo molto probabilmente tra pochi istanti Fabio Vanin, in panchina c'è Roberto Vanin che è il loro papà, c'è poi un terzo gemello, Andrea Vanin, che è vice allenatore, pensate, mentre ci segue sicuramente da casa Giulia Vanin, che è la quarta gemella, giocatrice tra l'altro di calcio a 5 del Pineta. Attenzione, c'è il destro di Victor Lahaye, fa buona guardia Giovanni Villano. La situazione dunque molto particolare, 4 gemelli i Vanin, di cui 2 in campo e uno come vice di Roberto Vanin, che è l'allenatore della squadra. Da casa ci segue Giulia, che gioca a calcio a 5 nel Pineta. Abbiamo assistito poc'anzi alla conclusione del giocatore francese, la stella della squadra, Victor Sharon Lahaye, con il numero 21. In questo momento è lui a provare il calcio d'angolo, l'imbucata, recupera il pallone Baron mette il turbo per Serban, ancora Serban, e arriva la rete di Tilal! E allora arriva il vantaggio per il team Giorgione, 16-12, e mette a segno la rete dell'1-0 il numero 10 Tilal, il numero 10 Tilal, il numero 16 Tilal Ayub, 1-0 team Giorgione. Dunque rientriamo naturalmente dalla diretta al palazzetto, un team Giorgione che dunque dopo 4 minuti di gioco si porta in vantaggio grazie alla quinta rete in campionato di Tilal Ayub. Dunque quarto minuto di gioco e team Giorgione che riesce subito a sopperire le difficoltà in organico, mettendo a segno la rete con Tilal contro una formazione che ha un ruolino di marcia veramente notevole, 8 punti in classifica, ma non dimentichiamo un Futsal Atesina che nella passata stagione è venuta qui alla Belbotea Arena a vincere per ben 7-2. Senza dimenticare, attenzione intanto alla conclusione di Maier con il destro, è larga, senza dimenticare la vittoria all'Aives tra le mura amiche per 4-0, dunque formazione di sicuro valore. Tanto Gumeniuk sul pallone per Baron, Serban. Torna dalle parti di Serban, prova a servire Tilal, un po' lungo il pallone, qui fa buona guardia Mustafov. Tanto arriva time out ed arriva time out alla Belbotea Arena. Dunque si riprende in diretta, torniamo dal live al palazzetto, time out chiamato da mister Vanin per la formazione del Futsal Atesina. Intanto è entrato in campo, come ampiamente anticipato, il numero 22 Fabio Vanin, il pivot della formazione in maglia verde, il secondo dei gemelli in campo. Vanin, ruolo pivot, ben 4 reti in questa stagione. Serban per Gumeniuk, prova il numero, viene anticipato da Salvador Lahaye.
grande intervento in scivolata di Gumeniuk, spazza via Serban, spazza via Lorenzo Serban, centrale ex Montefutsal, uno dei nuovi arrivi per il team Giorgione di mister Luigi Zanetti e Thomas Bragagnolo. Lahaye sul pallone, fronteggiato da Sheikh, lottano i due, alla meglio Sheikh, arriva a supporto Salvador, Baron prova a spazzare via e l'ultima deviazione è di Errol Salvador, ex Olimpia Rovereto. Salvador, laterale classe 94 di origini peruviane, con l'Olimpia Rovereto si è guadagnato il soprannome di El Niño Maravilla. Ancora Vanin che scambia con Salvador, lotta Salvador con Bogdan Gumeniuk, ultimo tocco ancora una volta di Salvador, va la battuta Gumeniuk, lungo a cercare Sheikh, colpo di testa di Lahaye, spazza via intanto Mair, intercetta Gumeniuk, la sciabolata con il destro di Gumeniuk larga la conclusione del laterale di origini ucraine. Gumeniuk indubbiamente la ciliegina sulla torta della campagna acquisti del team Giorgione, ex San Michele, Giovinazzo, Hellas Verona e Mantova. Qui sfugge il pallone a Fabio Vanin. Dobbiamo dire che il futsal atesina è una colonia di ex giocatori del Bubi Merano, probabilmente la formazione altoatesina più rappresentativa, il Bubi. Lo stesso mister Roberto Vanin ha un'esperienza con la formazione giallorossa del Bubi. Solo tra i giocatori in campo in questo momento con il Bubi ha giocato l'estremo difensore Luca Vanin, Daniel Mair, Fabio Vanin, poi tanti anche in panchina. Intanto recupera il pallone Sheikh, Baron, Gumeniuk lungo a cercare Lima, prova la spizzata di testa, può ripartire Daniel Mair. Dicevamo Mair ex Bubi Merano, è stato anche capitano del Bubi, il numero 3 in maglia verde. Vanin, Lahaye, sull'altro fronte Salvador, lotta con Sheikh per Lahaye, Mair, ancora Victor Lahaye, prova ad intercettare Tilal, ci mette una pezza Baron, spazza via, ultima deviazione di Victor Lahaye. Sheikh, Lima, Tilal, prova a accelerare il team Giorgione, esce il pallone, stavolta va alla battuta la formazione della futsal atesina con capitan Mattias De Gasperi, Mustafov, Lahaye, fronteggiato da Lima, sull'altro fronte ancora l'ex Petrarca Mustafov, De Gasperi per Mustafov, ancora De Gasperi, Mustafov, su di lui Sheikh, prova ad andare via Mustafov, si allunga troppo il pallone, reclama l'ultimo tocco di Sheikh Mustafov. Qui c'è sportività tra Mustafov e Sheikh. In effetti ultimo tocco di Youssef Sheikh, va alla battuta Reki Mustafov. Qui non si intende con Mattias De Gasperi. Oltre all'Aie, indubbiamente anche Mustafov è un giocatore di assoluto livello e dà il curriculum importante per lui il debutto in Serie A con il Petrarca. È nazionale della Macedonia. Mustafov ha debuttato nel giugno 2019, in questo momento lotta ancora una volta, duello rusticano tra Mustafov e Sheikh, ancora una volta i due a reclamare l'ultimo tocco. Ancora una volta può andare alla battuta Mustafov, De Gasperi, ancora De Gasperi per Mustafov, anticipato da Baron, recupera ancora Mustafov, ma qui arriva
l'intervento della direzione di gara, in particolare del signor Giacomo Di Gangi di Albenga, ad interrompere il gioco. È uscito il pallone, anzi rilevato un intervento falloso. Baron per Ayçiçek, lotta con la Hayé, la battuta Lima, Tilal intercetta la Hayé, numero di la Hayé, il pallone per Mustafov, troppo lungo l'appoggio di Victor Lahayé per Mustafov. Da sottolineare il ruolino offensivo della Futsal Atesina, che è ad oggi il miglior attacco del campionato con 21 reti. Atesina che registra anche un'ottima difesa, la terza difesa del campionato. Attenzione intanto alla conclusione dalla distanza di Mattias De Gasperi, dicevamo terza difesa anche del campionato con sole 8 reti subite, meglio solo il Vissuola con 7. Bisogna dire che buona parte del record in fase offensiva è frutto della vittoria nel match valido per la quarta giornata con il Naonis, addirittura 11 reti rifilate alla formazione friulana. Intanto Tilal per Lima, intercetta di testa Manzoni, prova la conclusione con il destro Mustafov. 11:08 al termine del primo tempo, team Giorgione avanti per 1-0. Ayçiçek, non c'è nessuno, intercetta Manzoni. Sull'altro fronte De Gasperi, Mustafov intercetta Ayçiçek, basso su di lui Tilal, De Gasperi, Mustafov si accentra, imbucata per Manzoni, ancora Mustafov, qui c'è il muro della difesa del team Giorgione. Qui arriva l'intervento del signor Mattia Canella di Saronno ad interrompere il gioco. Ricordiamo anche che al crono c'è il signor Ignazio Crescenti della sezione di Vicenza. Recupera palla basso, prova ad andare via Tilal, La Torre, spazza via Serban in sicurezza. Dicevamo ben 4 2006 quest'oggi per la formazione di mister Luigi Zanetti. Tanto basso, prova ad andare via Serban, servire Ayçiçek, troppo lungo l'appoggio di Serban verso Ayçiçek. 4 reti abbiamo ricordato per Youssef Ayçiçek in questo inizio di stagione, secondo soltanto a Tilal Ayoub, che vanta con questa rete 5 sigilli. La Torre per Serban, Gumeniuk, Ayçiçek, prova l'imbucata verso Gumeniuk, intercetta il pallone Salvador, basso, colpo di tacco per De Gasperi, ancora De Gasperi. Qui Lorenzo Serban ad anticipare Salvador. 9:37 Salvador sul pallone per De Gasperi, scarica il destro, l'intervento di Giovanni Villano, lungo Villano a cercare La Torre, non riesce l'aggancio perfetto al numero 5 Marco La Torre, ex Gifema Luparense, tanti 2006 abbiamo detto convocati, poi in campo il 2003 La Torre. Gumeniuk sul pallone, numero di Gumeniuk, tunnel a De Gasperi, ancora Gumeniuk che prova ad anticipare l'estremo difensore Vanin che spazza via. Un giocatore indubbiamente di classe superiore, Bogdan Bugi Gumeniuk.
è lui sul pallone, Serban, Ayçiçek per la Torre, chi si tocca con Basso. C'è l'intervento del signor Giacomo Di Ganci di Albenga. Sul tabellone compare secondo fallo Fuzzalatesina. Si discute tra le due panchine in questo momento. Manzoni prova la conclusione, arriva Basso con il sinistro che colpisce il palo. Occasionissima Fuzzalatesina sull'asse Manzoni-Basso. Basso a colpire con il sinistro il palo, intanto Ignazio Crescenti al crono va a correggere giustamente la situazione falli. Un fallo a testa in questo momento ad 8,55 al termine del primo tempo, un fallo a testa per Team Giorgione e Fuzzalatesina. Gumeniuk, ancora attenzione, Basso sul pallone, questa volta anticipato da Lorenzo Serban. Basso si accentra, la direzione di La Torre, azione Manzoni, messo giù, tutto regolare, Ayçiçek per Serban, prova il destro, c'è la deviazione di Victor Lahaye, ancora a terra Manzoni. Nulla di grave per lui. Anche Manzoni, bandiera, abbiamo citato tanti giocatori ex Bubi Merano. Alex Manzoni è un giocatore che ha fatto tutta la cantera giallorossa del Bubi dai 17 anni fino alla Serie 2. Tra l'altro è stato nazionale Under 21. Prova il sinistro intanto La Torre, tanti giocatori della Fuzzalatesina con convocazioni nazionali Under 21, questo è un aspetto che non avevamo ancora sottolineato. Ci sono anche Luca Vanin e il fratello gemello Fabio tra i nazionali Under 21. Anche il Team Giorgione naturalmente ha giocatori che hanno disputato partite con la nazionale Under 21, su tutti naturalmente Nicolò Baron, che è stato capitano della nazionale Under 21. Basso, prova l'imbucata per Manzoni. Qui fa buona guardia Lorenzo Serban, 8,13 al termine del primo tempo, ancora in vantaggio il Team Giorgione per effetto della rete messa a segno al quarto minuto da Tilal Ayub. Serban non si intende con Marco La Torre. Lahaye, Mustafov intercetta Baron, Mustafov dietro per Luca Vanin, appoggia per De Gasperi, pallone per Manzoni, il contatto con Serban, si prosegue, qui si lamenta Lahaye, qui c'è l'intervento del direttore di gara Mattia Canella di Saronno che segnala il secondo fallo Team Giorgione. Alla battuta Lahaye, pallone per Mustafov, destro al volo, intervento di Villano. Ancora De Gasperi sul pallone per Mustafov. Manzoni, Mustafov scambia ancora con Manzoni, va in pressing Baron, l'appoggio per De Gasperi, Mustafov, sull'altro fronte Manzoni prova ad andare via, fa buona guardia Nicolò Baron. Lahaye, abbiamo detto Lahaye
Nuovo acquisto della Futsal Atesina, che per il resto ha confermato in blocco la stragrande maggioranza dei giocatori che hanno composto il roster della squadra, che si è classificata al 10° posto del campionato di Serie B. Nuovo acquisto invece l'Aie, ex Sampdoria, miti vicinalis, e LD Fossano. L'Aie che vanta anche presenze con le nazionali francesi under 19 e under 21, per lui anche una preselezione con la nazionale transalpina maggiore. Mair per Manzoni, lo scavento con il sinistro, attraversa Mair, gol! Arriva la rete di Mair per il Futsal Atesina. 6:59 al termine del primo tempo, arriva il pareggio per la formazione della Futsal Atesina. Lo mette a segno il numero 3, Daniel Mair. Dunque rientriamo dal live al palazzetto. Dunque la formazione della Futsal Atesina è riuscita ad impattare con una rete messa a segno da Daniel Mair. Attenzione, intanto prova l'aggancio in posizione pericolosissima Fabio Vanin. 14° minuto di gioco, dunque è riuscito l'aggancio del match alla formazione della Futsal Atesina. Intanto messo giù Tilal, e qui arriva il cartellino giallo per Victor Lahaye. Intanto arriva il cartellino giallo per il numero 21, Victor Lahaye. Dunque cartellino giallo per Lahaye, 2 falli a testa per Team Giorgione e Futsal Atesina, 1-1 sul campo, con il giocatore Daniel Mair ad impattare dopo un'azione rocambolesca, una conclusione finita sulla traversa, tap-in vincente sotto porta di Daniel Mair, ed 1-1. Parità ristabilita tra Team Giorgione e Futsal Atesina. Futsal Atesina che si è presentata al completo quest'oggi alla Belbotea Arena. Nessuna defezione, anzi problemi di abbondanza per mister Roberto Vanin, che si è permesso di lasciare a casa anche giocatori del calibro di Moretti, tanto per fare un nome. Tilal per Gumeniuk, spinto da Mustafov. Continua questo duello a distanza tra i due. Sul pallone Lahaye per Mair. Vanin si gira il destro, larga la sua conclusione, larga la conclusione di Fabio Vanin. Tilal, la deviazione di Mair, attenzione, ruba palla Mair, prova a spazzare via Baron, non ci riesce, stava per riuscire l'intervento di Vanin. Qui colpo di testa di Lahaye a spazzare via. Il sinistro di Ayceik. Rinvio lungo di Luca Vanin, interviene Villano. Tilal per Baron. Ancora Baron sul pallone. Attenzione, ruba palla Mustafov, Lahaye con il destro, l'intervento con il piede di Villano, e poi l'ultima deviazione di Youssef Ayceik.
Destro di Mair, l'intervento di Villano con la deviazione in angolo, 4,48. Arriva Mustafov, qui trova il muro di Nicolò Baron. Lahaye sul pallone, Mair, Vanin, su di lui Tilal, Mair, Lahaye, Mustafov, prova ad andare via, intercetta Tilal, arriva a supporto ai Sheikh, Baron, avanza il giocatore in maglia numero 19 per Tilal. Attenzione, arriva Gumeniuk, il destro e arriva la rete per il team Giorgione. Tanto arriva la rete del 2-1 per il team Giorgione. 4-14 al termine del primo tempo, seconda rete team Giorgione. Ritorniamo dunque dal live al palazzetto, risponde subito dunque la formazione del team Giorgione con una splendida azione corale, si riporta in vantaggio a circa 4 minuti dal termine del primo tempo. Mair, colpo di tacco per Manzoni, ancora un altro colpo di tacco, ricambia con un colpo di tacco Manzoni per Mair. Basso con il destro, ma conclusione che finisce alta. Time out alla Belbotte Arena. Bene, torniamo in diretta dopo questo time out chiamato da mister Luigi Zanetti. 3:36 al termine del primo tempo con il team Giorgione in avanti per 2-1 sulla formazione della Futsal Atesina. In questo momento è sul pallone, prova ad andare via basso. Nulla di fatto per Marco Basso e per la formazione della Futsal Atesina. Spazza via Serban in sicurezza, si torna dalle parti di Luca Vanin, lungo a cercare Manzoni. Pallone per Lahaye. Spazza via Baron, trova la deviazione di Basso. Baron, l'autore della seconda rete del team Giorgione. Ancora sul pallone Baron per Ayçek. Cambia questa volta con Tilal. Ayçek recupera palla, attenzione Basso.
ancora una volta recupera il Sheikh, prova ad andare via il Sheikh, si fa vedere Baron, viene servito e il grande intervento di Luca Vanin su Baron. Attenzione che forse si è fatto male, forse Luca Vanin si tocca la testa, ma nulla di grave fortunatamente per l'estremo difensore della formazione della Futsal Atesina Luca Vanin. Grande intervento per lui. Sheikh per Tilal, mamma mia che cosa abbiamo visto, numero di Sheikh, ha provato l'assist vincente per Tilal che ha mancato il tap-in finale. Attenzione, altro colpo di tacco di basso, qui fa buona guardia Sheikh, Tilal sul pallone sradica la palla letteralmente, qui una manata di Mayer ai danni di Tilal, si lamenta giustamente in questo caso Tilal Ayub, manata che evidentemente viene ritenuta regolare dal signor Di Gangi di Albenga. Proseguiamo con Lahaye che prova sinistro dalla distanza, manca la mira, 2:09 al termine del primo tempo. Team Giorgioni in avanti per 2-1 per effetto delle reti messe a segno da Tilal e da Baron. Colpo di testa di Mayer per Manzoni, qui arriva con grinta Gumeniuk a sbrogliare la situazione. Prova il destro De Gasperi, viene murato da Lima. In mezzo di De Gasperi, anticipato proprio da Lima, ma c'è il fischio del signor Di Gangi di Albenga. Lima sul pallone, lotta con Mustafov, tutti e due reclamano il pallone, si lamenta Mustafov, scaglia a terra il pallone, non è d'accordo con il signor Di Gangi che va a redarguirlo. Prova il sinistro Sheikh, intervento di Luca Vanin. Riparte De Gasperi. Mustafov per Mayer. Ancora Mustafov. Scambia con De Gasperi. Mustafov. De Gasperi. Mayer. Lotta Mustafov con Sheikh. Ancora una volta provvidenziale Youssef Sheikh. Qui non si intendono perfettamente Serban e Villano. E qui è Mayer che prova il tap-in vincente. 1:15, Villano per Lima. Si destreggia tra due Lima, esce il pallone. Può ripartire dunque la formazione della Futsal Atesina con Mustafov fronteggiato da Lima. Qui sbaglia l'appoggio verso Manzoni, Mustafov, ed entriamo nell'ultimo minuto di gioco di questo primo tempo. Angolo Mayer per Manzoni, intervento di Giovanni Villano. Riparte Lima, Serban, Gumeniuk anticipato da Mayer. Ancora in avanti la formazione della Futsal Atesina. Mustafov, De Gasperi, Mayer, Manzoni, ancora Lima su di lui. Mette fuori in sicurezza il numero 9 Brian Lima. La sua prima esperienza in Serie B, Lima, dopo una scorsa stagione passata tra Bassano e Godego in Serie C1, prima volta in B per lui, si sta comportando egregiamente. Mustafov,
Pallone per Vanin, lotta con Gumeniuk, prova la conclusione, Manzoni trova il muro di Lima. Mustafov, pallone per Capitan De Gasperi, ancora Mustafov, Vanin fronteggiato da Serban, prova ad andare via, intervento regolare di Serban. Dunque siamo arrivati alla conclusione di questo primo tempo, dunque un Team Giorgione che conclude la prima frazione di gioco in avanti per 2-1, le reti messe a segno da Tilal e da Baron, la rete di Mair invece per la formazione del Futsal Latesina, tra poco per l'inizio della ripresa.
Rieccoci dunque in diretta dalla splendida cornice della Bell Botè Arena. Si riparte dal 2-1 per i padroni di casa del team Giorgione. Ricordiamo ancora le reti di Tilal e di Baron per la formazione di casa di Daniel Mayer, che aveva trovato il momentaneo 1-1 per la formazione della Futsal Atesina. C'è proprio Nicolò Baron, l'autore della seconda rete sul pallone. Siamo in attesa del fischio inizio del secondo tempo da parte del signor Giacomo Di Gangi di Albegna, che arriva giù il gettone. Dunque si parte, questo è l'inizio della ripresa del match valido per la quinta giornata del campionato di Serie B, girone B. Baron svirgola il pallone, colpo di testa di Lahaye, lotta la torre, scappa il pallone e va la battuta Victor Charron Lahaye. Basso, pallone per Manzoni, il numero di Manzoni per Basso, bello il muro di La Torre e a mio giudizio regolarissimo. C'è qualcuno che reclama un tocco di mano a torto, questo è stato un bellissimo intervento difensivo di Marco La Torre. Subito pericoloso comunque la formazione della Futsal Atesina. Mustafov, Lahaye prova il destro dalla lunga distanza, ancora una volta la deviazione di Marco La Torre, laterale classe 2003, ex Gifema Luparense, 5 reti per lui nella scorsa stagione. Qui ultimo tocco di Youssef Ait Sheikh, bomber storico dello Sporting Altamarca. Ait Sheikh, primo marcatore di tutti i tempi dello Sporting Altamarca, 130 reti messe a segno. Va la battuta proprio La Torre, qui non si intende con Youssef Ait Sheikh. Mustafov, Lahaye, accetta ancora una volta La Torre, qui lotta La Torre con Lahaye. Ait Sheikh a recuperare il pallone, si torna dalle parti di Giovanni Villano. Se ne è andato via il primo minuto di gioco in questa ripresa con Lorenzo Serban sul pallone. Attenzione, sbaglia Ait Sheikh ed arriva la rete per la formazione della Futsal Atesina. 18:58 al termine del match, arriva la rete del pareggio per la formazione della Futsal Atesina. Lo mette a segno il giocatore Marco Basso. Ritorniamo dunque dal live al palazzetto, nemmeno un minuto di gioco e la formazione della Futsal Atesina è pervenuta al pareggio sfruttando un'indecisione difensiva piuttosto evidente della formazione di casa. Ne ha approfittato il giocatore Marco Basso. Tra l'altro Basso è stato capocannoniere della formazione della Futsal Atesina nella scorsa stagione con 15 reti nella passata stagione anche per Manzoni e Basso, i due protagonisti tra l'altro di questa azione della Futsal Atesina. Serban per Baron, intervento di Mustafov. Ait Sheikh per Baron con il destro, l'intervento di Vanin, gran destro di Baron, ci mette una pezza Luca Vanin. Avanza Manzoni per Basso, Mustafov, ancora Manzoni, si fa più aggressiva l'azione della formazione della Futsal Atesina. Qui ottimo intervento di Ait Sheikh. Ancora Ait Sheikh sul pallone, scambia con Baron. Qui ruba palla Lahaye, lottano ancora Lahaye e Baron. Ultimo tocco del transalpino e dunque Baron che può andare alla battuta, colpo di tacco di Ait Sheikh. Ait Sheikh a servire Serban. Baron
prova a servire la torre, troppo lungo l'appoggio e può ripartire dunque la formazione della Futsal Atesina. Lahaye, Mustafov, Manzoni, ora Manzoni a servire Mustafov. Lahaye qui pretende un po' troppo da Basso, Basso che adesso si accomoda temporaneamente in panchina, rientra invece Capitan De Gasperi. Baron lungo a cercare Tilal, anticipato da Mustafov, lottano i due. Ayçek, arriva l'intervento di Giacomo Di Gangi di Albenga a rilevare il primo fallo. Team Giorgione. Lahaye qui non si intende con Manzoni. Alex Manzoni, laterale classe 94, 5 reti per lui in questo campionato, 15 nello scorso campionato, anche lui nazionale under 21 come i fratelli Vanin. Baron, Serban, Ayçek, ancora Baron. Per Ayçek, attenzione, Ayçek perde il momento giusto, che è la deviazione di Lahaye. Serban, una gran botta dalla distanza di Lorenzo Serban, e larga la sua conclusione, anche lui un centrale, così come il rivale De Gasperi col vizio del gol. Serban l'anno scorso 10 reti con la formazione del Monte Futsal in Serie C1. Lahaye sul pallone, prova ad andare via, recupera palla Baron, attenzione, Tilal, la gran conclusione l'intervento di Luca Vanin. Tilal, Baron, c'è nessuno, 16:09 al termine del match, 2-2 tra Team Giorgione e Futsal Atesina. Victor Lahaye sul pallone, fronteggiato da Ayçek, viene servito sull'altro fronte Manzoni, Vanin, De Gasperi, e sbaglia l'appoggio De Gasperi, chiede scusa ai compagni. Viene rincuorato dalla panchina Capitan De Gasperi. Tilal per Gumeniuk, prova ad andare via Gumeniuk. Manzoni che fa buona guardia in questo caso. Ayçek, pallone per Gumeniuk. E oggi in effetti deve stringere i denti la formazione di mister Luigi Zanetti, tante le assenze, l'abbiamo detto. Attenzione intanto a Tilal, Tilal con il sinistro, il palo di Tilal, mamma mia, che cosa ha fatto Tilal Ayoub, che cosa ha fatto Tilal Ayoub. 15:15 al termine del match, occasionissima Team Giorgione con Tilal. Stavo sottolineando il fatto che la formazione guidata da mister Zanetti deve stringere i denti, le tante assenze, i pochi cambi, l'assenza di un pivot di ruolo, ed ecco subito Tilal quasi a volerci smentire, a confezionare subito un'occasionissima per il roster biancorosso. Ma torniamo sul campo. Villano a servire proprio Tilal, sbaglia l'appoggio verso Gumeniuk, qui ci mette una pezza Lorenzo Serban. Tanto sul pallone De Gasperi e Mustafov.
E De Gasperi ad andare alla battuta. Fabio Vanin mette in mezzo, c'è Villano. Era più che altro una conclusione questa di Fabio Vanin. Intanto sull'altro fronte Tilal, esce il pallone. Rientra in campo Erol Salvador per la formazione della Futsal Atesina. Intercetta intanto Gumeniuk. Di nuovo sul pallone Gumeniuk, prova ad andare via. Qui non si intende con Tilal. De Gasperi, Lahaye, Vanin, Salvador, Lahaye per Vanin, qui prova il triangolo, buone le intenzioni dei due. Gumeniuk, non c'è nessuno, subentra anche un po' di stanchezza naturalmente quando il minutaggio deve essere così elevato. Basso per Fabio Vanin. De Gasperi, basso, prova ad andare via basso, si allunga troppo il pallone. 13:20 e 2-2 il punteggio tra Team Giorgione e Futsal Atesina. De Gasperi, l'imbucata per Vanin, basso. Attenzione a Vanin, De Gasperi, e c'è l'intervento di Giovanni Villano in questa conclusione con la punta del numero 27 Mattias De Gasperi, capitano della formazione della Futsal Atesina. Ci ha messo una pezza. Il numero 1, estremo difensore classe 85 Giovanni Villano, qui con il destro vuole un po' troppo Daniel Maier, svirgola il pallone. 13:04 al termine del match. È partita che rimane in perfetta parità. Rinvio lungo di Giovanni Villano, non c'è nessuno. Maier alla battuta. Cercare Manzoni. Servito ancora Maier. Salvador per basso. Maier, basso, Manzoni, basso, qui Baron ad intercettare Tilal, 3 su di lui, Ayceik, Gumeniuk, Baron, qui messo giù Baron, ancora una volta 3 giocatori, in questo caso su Baron. Un po' più freschi i giocatori della Futsal Atesina, potendo contare sul roster al completo, può ruotare un pochino di più indubbiamente mister Roberto Vanin. Tilal sul pallone, fronteggiato da basso, Gumeniuk, scodella per Tilal, il destro al volo di Tilal. Azione spettacolare del team Giorgione, destro al volo di Tilal. Ancora una volta Tilal ha provato il numero pazzesco. Manzoni, 2 su di lui. Mustafov, attenzione a basso, prova il sinistro e c'è il grande intervento in fase difensiva di Tilal Ayub, uomo ovunque quest'oggi. Il capitano, calcio d'angolo, va la battuta basso, in mezzo, prova il sinistro Manzoni, trova il muro della difesa biancorossa, Mustafov. Manzoni, ancora Mustafov, in mezzo per Maier, il destro, nulla di fatto per lui. C'è una deviazione naturalmente, calcio d'angolo, Futsal Atesina. Ed è nuovamente Mustafov ad andare alla battuta, chiama palla basso, riceve invece Manzoni, lotta con Tilal ed esce il pallone. Può ripartire la formazione del team Giorgione.
con Nicolò Baron, fronteggiato da basso, arriva anche a supporto Manzoni, servito Serban, Baron, non si intende con Serban, Mustafov, colpo di tacco a favore di basso, ringhia Nicolò Baron, 11:34 al termine del match. Intanto qui c'è l'intervento del signor Mattia Canella di Saronno, che chiama all'ordine Mustafov, un pochino nervoso in alcuni frangenti del match. Serban lungo a cercare Gumeniuk, spinto da Mustafov. C'è una spinta di Mustafov ai danni di Bogdan Gumeniuk non rilevata, rinvio lungo di Luca Vanin a cercare Mustafov. Mair per Mustafov, 2 su di lui. Recupera il pallone Tilal, attenzione, Tilal, numero di Tilal con il sinistro, l'intervento di Luca Vanin. Rinvio lungo di Vanin a cercare basso, anticipato di testa da Serban. Lahaye sul pallone, servito Mustafov, su di lui Baron, sull'altro fronte Mair, ancora Mustafov, si accentra, fronteggiato ancora una volta da Baron, serve Lahaye, attenzione, recupera palla Baron, ci mette una pezza Mustafov, qui va giù Baron, ancora Mustafov, grande intervento difensivo di Serban, messo giù, attenzione, messo giù Baron da Lahaye, questo è un intervento duro di Lahaye su Baron, c'è nervosismo in campo, vediamo che succede. Qui c'è stato un intervento veramente molto duro di Lahaye ai danni di Nicolò Baron. Molto nervosismo in campo, viene ammonito Gumeniuk. Ma io non ci credo, ammonito Lahaye, arriva il rosso per Victor Lahaye, fioccano cartellini gialli, ammonito anche dalla panchina De Gasperi, troppo nervosismo in campo, comunque il rosso per Victor Lahaye è arrivato, non ho capito il giallo a Gumeniuk. Non si placa il nervosismo con il signor Giacomo Di Gangi di Albenga, che prova a placare le tensioni in campo. Ora anche il signor Canella ad intervenire a supporto. Comunque sono arrivati i gialli per Gumeniuk, De Gasperi, il rosso per Lahaye, insomma un intervento veramente duro ai danni di Baron, si è sentito veramente il rumore del parquet quando Nicolò Baron è planato letteralmente sul terreno di gioco dopo il duro intervento del transalpino. Grande partita quella di Lahaye, senza dubbio, francese è probabilmente la stella della formazione a Fuzza Latesina, ma questo insomma era un fallo difficile da non redarguire. Dunque in superiorità numerica, e adesso arriva un altro cartellino rosso. Giacomo Di Gangi di Albenga estrae
un altro cartellino rosso, questa volta nei confronti di mister Roberto Vanin. Abbiamo detto insomma che c'è della tensione nella panchina della Futsal Atesina e adesso arriva anche il cartellino rosso, mister che viene sostituito da suo figlio Andrea, vice allenatore nella formazione della Futsal Atesina, Andrea Vanin, abbiamo ricordato, insomma, fratello gemello del portiere Luca e del pivot Fabio. Vediamo che succede adesso, se la formazione del team Giorgione riesce a sfruttare la superiorità numerica venutasi a creare. Baron sul pallone, c'è tempo, 10:30. Baron per Ayceik, Gumeniuk, Baron, Tilal, ancora Baron, prova a accelerare il team Giorgione, Baron, Ayceik in mezzo, Tilal, ancora Tilal, arriva a supporto Gumeniuk, Baron, 10:05, Ayceik, Gumeniuk, Niccolò Baron, Ayceik, Baron, ancora una volta Ayceik, Tilal, Gumeniuk, la conclusione di Gumeniuk, nulla di fatto per il team Giorgione, 9:49, Ayceik sul pallone, è stato un tocco di Luca Vanin sulla conclusione di Bogdan Bugi Gumeniuk. E calcio d'angolo, team Giorgione, sul pallone si porta il numero 6 Youssef Ayceik, Niccolò Baron, Ayceik, Baron riprende la trama di gioco del team Giorgione, Ayceik con il sinistro, l'intervento in scivolata di Daniel Mair, si immola Mair in maniera provvidenziale per i suoi, ancora un angolo, Ayceik per Baron, Tilal, Ayceik, Baron, ancora Ayceik, Gumeniuk, Ayceik in sinistro, gol! Gol di Ayceik! Arriva il vantaggio della formazione del team Giorgione e arriva il vantaggio della formazione del team Giorgione, 9:22. Mette a segno la rete per il team Giorgione, il numero 6 Ayceik, il numero 6 Ayceik, il numero 6 Youssef Ayceik, 3-2 team Giorgione. Bene, torniamo dal live al palazzetto, insomma team Giorgione che dunque è riuscito a sfruttare la superiorità numerica, adesso Niccolò Baron in avanti, qui cadono a terra due giocatori, arriva il giallo per Alex Manzoni, a terra invece Mustafov e Gumeniuk, giallo per Manzoni, dunque partita che non cenna a placarsi, nervosismo che non cenna a placarsi in campo, a terra Mustafov e Gumeniuk, ma soprattutto un team Giorgione che è riuscito invece a superare la resistenza dell'estremo difensore Luca Vanin, autore di numerosi interventi di rilievo in questo match, un team Giorgione che è riuscito a sfruttare la superiorità numerica. Terza rete dunque, e Futsal Atesina priva probabilmente del suo giocatore di maggior valore. Ancora dolorante Gumeniuk, Baron lungo, non c'è nessuno, intercetta in sicurezza Luca Vanin, rinvio lungo a cercare basso, fa buona guardia Niccolò Baron, 8:46. Dunque Youssef Ayceik, anche lui bomber
assoluto del team Giorgione, quinta rete anche per lui, così come per Tilal. Ajcek sul pallone, qui ultimo tocco di Mustafov, Tilal in mezzo, deviazione di De Gasperi. Ajcek per Tilal, Baron con il destro, intervento di Vanin, basso dalla lunghissima distanza, ci mette una pezza Villano, dalla lunghissima distanza Marco Basso, che adesso si accomoda in panchina, sostituito da Fabio Vanin. Ci ha messo una pezza Giovanni Villano, tra l'altro nell'intervento ha anche subito un colpo alla testa. Villano si tocca ancora la testa, speriamo nulla di grave per lui. 8:20 al termine del match. Tutto bene per Villano. Ajcek, Baron scodella il pallone per Gumeniuk, gran colpo di tacco, non riesce la magia al giocatore di origini ucraine. De Gasperi per Mustafov, ancora De Gasperi, Mustafov, Manzoni, Mustafov, l'intervento superlativo di Tilal, Gumeniuk, Ajcek in sinistro di Ajcek, in sinistro, uno scavetto clamoroso di Ajcek. Mamma mia, spettacolo! Team Giorgione alla Belbote Arena. Occasione per il poker per Ajcek, recupera palla Baron, Tilal, Villano spazza via in sicurezza. Spazza via in sicurezza Giovanni Villano. Vanin, Manzoni, Mustafov. Ancora Manzoni, qui sbaglia l'appoggio Mustafov, riparte Tilal per Ajcek, lotta con Mustafov, si destreggia Ajcek, il pallone per Baron, scambiano i due, Serban, Tilal fronteggiato da Manzoni, veramente minutaggio altissimo per i ragazzi in questo momento in campo per il team Giorgione. Intanto l'intervento con il piede di Luca Vanin, Mustafov prova ad andare via, intervento di Serban, Baron messo giù ancora una volta, questa volta da Fabio Vanin, si gioca ancora, Ajcek prova l'assist per Tilal, prova ad andare via Vanin, intervento, mamma mia, spazza via il pallone Serban, mette a repentaglio le condizioni del Cronomen che si spaventa alquanto. De Gasperi, Mustafov, Tilal, va via Tilal, numero di Tilal, il destro in mezzo, prova il tap-in Brian Lima, mamma mia, altra azione spettacolare del team Giorgione, altro numero di Tilal Ayub. E qui, considerato che al termine del match ci sarà la premiazione dell'MVP targato Belbote, nella scorsa occasione, nella scorsa partita interna del team Giorgione, il premio MVP Belbote è andato a Tilal, è un serio candidato anche in questa occasione Tilal Ayub al premio MVP targato Belbote. Ne approfittiamo ancora una volta per ricordare che si tratta di un kit di prodotti creati e studiati appositamente da Belbote per la cura personale dello sportivo, un shampoo idratante studiato proprio per il capello dei giocatori. E vedremo chi sarà l'MVP Belbote al termine del match. Intanto Salvador per Vanin, Mair, basso, 5:46, scorre il tempo. Intanto
Errol Salvador per Maier, basso, Vanin, qui deviazione decisiva di Nicolò Baron. Salvador la battuta per Maier, basso, fronteggiato da Lima, si accentra basso, a servire Salvador con il sinistro, prova a mettere in mezzo, fa buona guardia Serban e qui l'ultimo tocco è di Vanin. Time out al Belboté Arena. Intanto arriva time out alla Belboté Arena. Bene, ritorniamo dal live al palazzetto, 5 minuti al termine del match e Team Giorgione che ha fatto di necessità virtù. Attenzione intanto alla Futsal Atesina che recupera palla con Maier, fa buona guardia Brian Lima e mette fuori. Ha saputo dosare sapientemente l'energia dei suoi mister Gigi Zanetti, mago della panchina, il guru del futsal femminile, alla prova con il Team Giorgione, con il futsal maschile. Esce il pallone, 4:46. Giovanni Villano per Tilal, assoluto protagonista di questo match, il capitano, prova ad andare via, ancora Tilal mette il turbo, viene servito come Neo, Tilal! E ci mette una pezza Mustafov, adesso viene messo giù Tilal, è futsal spettacolo alla Belboté Arena, messo giù Tilal ed è calcio di rigore, decisione assolutamente corretta presa dal signor Giacomo Di Gangi di Albenga. Tilal contro Luca Vanin. Il destro di Tilal, arriva la rete di Tilal, 4-2 e arriva la quarta rete per il Team Giorgione e la mette a segno ancora una volta il numero 10 Tilal, Ayub, 4-2 Team Giorgione. Intanto arriva time out nuovamente qui alla Belboté Arena.
allenatore della Belbottè Arena a sostenere i biancorossi, e adesso la formazione della Futsal Atesina a tentare il tutto per tutto con Marco Basso, quinto di movimento. Dunque prova il tutto per tutto il vice allenatore della formazione in maglia verde Andrea Vanin. Manzoni sul pallone, Basso, mezzo, attenzione, De Gasperi prova il tap-in vincente, l'assist di Basso per Capitan De Gasperi che prova il tap-in vincente da posizione favorevole. Non va questa ghiotta occasione per la formazione della Futsal Atesina. Attenzione a Tilal, intervento provvidenziale di Mustafov, e adesso c'è un cambio tra i pali, esce l'estremo difensore Vanin ed entra il numero 12 Andrea Pigozzo, portiere particolarmente abile. Pigozzo fuori dai pali ha messo a segno anche una rete nella recente vittoria della formazione della Futsal Atesina ai danni del Manzano, 4-2 della Futsal Atesina in Friuli ai danni del Manzano, una rete messa a segno da Pigozzo. Ripetiamo, portiere particolarmente abile, fuori dai pali. 3:37, Manzoni, 2 su di lui, attenzione a Vanin, Manzoni, e qui la mette dentro Mustafov, 3:29, accorsa la Futsal Atesina. Accorcia le distanze la formazione della Futsal Atesina, 3:29 al termine del match, una rete messa a segno dal numero 7 Reki Mustafov. Torniamo dunque dal live al palazzetto, è Mustafov ad aver messo a segno questa rete per la formazione della Futsal Atesina. Anche per lui quinta rete in campionato. Mustafov che va ad agganciare Tilal e Ayceik a quota 5. Match riaperto, si riaccomoda in panchina Pigozzo e di nuovo in campo Marco Basso. Mustafov, De Gasperi, Mustafov, 2:58, De Gasperi prova il destro, viene murato da Tilal. Tanto guarda il cronometro Mustafov. Basso, Mustafov, il pallone per Capitan De Gasperi, scambiano i due, 2:40. Basso, attenzione, Mustafov prova il destro, nulla di fatto per la formazione della Futsal Atesina. C'è una deviazione, calcio d'angolo, lo batte Vanin. De Gasperi, Basso, Mustafov, Manzoni per Basso, ancora Mustafov, Basso, Manzoni, fa buona guardia Ayceik. Mustafov, 2:14, ancora Mustafov, attenzione a Manzoni, prova il destro, finisce sulla schiena di Ayceik. Ancora insiste la formazione della Futsal Atesina. Gustavo prova il destro, grande intervento di Villano, clamorosa occasione per la formazione della Futsal Atesina. Mamma mia, che cosa abbiamo visto, il pallone che carambola sul palo, occasionissima, occasione clamorosa per la formazione della Futsal Atesina. Grande intervento prima di Villano, ma poi il palo ha dato una grossa mano alla formazione del Team Giorgione. Una partita veramente da batticuore questa sera alla Belbottè Arena. Che cosa abbiamo visto? Un'occasionissima per la Futsal Atesina, grande intervento prima di Villano, poi occasionissimo, viene mancato un tap-in clamoroso e poi la palla finisce sul palo. Che cosa abbiamo visto? Intanto Vanin a terra, si prova Serban dalla lunghissima distanza e sfiora a sua volta la rete per il
Team Giorgione, Lorenzo Serban, Manzoni, lotta, Daniel Maier, Vanin si gira, il destro, grande intervento di Villano, grande intervento di Giovanni Villano. Che emozione alla Belbotet Arena. Calcio d'angolo. 4-3 Team Giorgione. Basso. Mustafov scambia con Basso. Maier per Vanin. Che lotta, che lotta! Nell'area biancorossa. Lotta incredibile. Mustafov per Basso, spinge ancora la formazione della Futsal Atesina. Maier, Mustafov, ancora Maier, scambiano i due. Basso cerca di trovare il giusto pertugio, la formazione in maglia verde. 51 secondi, attenzione. Mustafov per Manzoni in mezzo, ancora l'intervento di Villano, spazza via Baron, ma recupera palla Basso. Mustafov. Vanin. Mustafov. Ajcek, Maier, il grande intervento di Villano, il grande intervento di Villano, poi prova un numero clamoroso, Vanin, ma nulla di fatto per il 22 in maglia verde, mamma mia, altro intervento clamoroso di Villano, poi senza successo Vanin. Che partita, che emozioni alla Belbotet Arena, mamma mia, mamma mia. Rimanete con noi, amici sportivi, per le interviste di fine match. Tra pochi istanti le interviste di fine match e la premiazione dell'MVP Belbotet. Subito dopo la conclusione del match, piccolo intervallo di un paio di minuti per sistemare la postazione interviste e poi le interviste ai protagonisti del match. Ma non è finita, non è finita, 20 secondi. Maier, Basso, intercetta Baron, ma è ancora Maier sul pallone. Basso, forse l'ultima occasione per la Futsal Atesina. Vanin, attenzione in mezzo, Maier, Mustafov, e qui Mustafov non si intende con Maier, sono 3 secondi, 4-3 per il Team Giorgione sulla formazione della Futsal Atesina. Vanin, ancora Villano miracoloso, ancora Villano miracoloso, finisce così dunque questa partita incredibile, 4-3 per il Team Giorgione sulla formazione della Futsal Atesina. Tra poco per le interviste di fine match e finisce così questo match incredibile.
E allora in diretta dalla Belbottè Arena al termine di una partita entusiasmante, una partita veramente incredibile, vietata ai deboli di cuore, una partita vinta dai padroni di casa per 4-3 sull'Ostico Futsal Atesina, le reti, la doppietta di Tilal e poi le reti di Ayceik e di Baron, ma siamo qui con il man of the match, Giovanni Villano, perché è stata una partita veramente incredibile, tante occasioni anche per la formazione ospite. Allora ricordiamo innanzitutto che l'MVP Belbottè è offerto proprio da questa azienda con cui da quest'anno c'è questa splendida collaborazione. Ti consegniamo naturalmente questa serie di prodotti offerti da Belbottè proprio per la cura dello sportivo. Andiamo adesso però al match, Giovanni, tante parate, una partita incredibile, vietata ai deboli di cuori, una tua disamina su questo match in cui eravate un po' corti tra l'altro, no? Sì, eravamo corti, avevamo vettore squalificato, venivamo da una settimana con tante defezioni dove non siamo riusciti a dare la giusta intensità nelle sedute di allenamento. Oggi c'era da tirare fuori gli attributi e cos'è stata fatta una partita comunque di cuore, di intensità ed è andata bene, dai, specialmente gli ultimi minuti dove loro hanno messo il quinto di movimento. Abbiamo sofferto un po' troppo, però ci sta. Senti, tra l'altro una Futsal Atesina, miglior attacco del campionato, insomma 21 reti fino prima di questo match, quindi veramente una corazzata, e hai dovuto fare gli straordinari, tanti interventi, in qualche occasione sei stato anche aiutato da qualche legno, insomma un commento anche sulla tua prestazione straordinaria. Ma io guardo la prestazione di tutti, erano importanti portare a casa i 3 punti per dare seguito alla vittoria che abbiamo fatto contro l'Isola. Loro venivano comunque, non avevano ancora mai perso in campionato, quindi sapevamo che avremmo trovato una squadra ostica che se la sarebbe giocata fino all'ultimo secondo. E onestamente ripeto la prestazione di tutti e se questo è servito a portare i 3 punti io sono contento, però l'importante sono la prestazione di squadra. Senti, parliamo ancora di Giovanni Villano, e, insomma 7 anni a Mestre sono tanti, sei arrivato adesso qui a Tombolo, che aria si respira, come ti trovi con Gigi Zanetti, insomma, e con tutti i tuoi compagni? Ma guarda, ho fatto proprio l'intervista in settimana, ho trovato qua un ottimo gruppo di lavoro, su questo sì, la squadra ci tiene a fare bene, la società ci tiene a fare bene, c'è tanto da lavorare come è giusto che sia e niente, ci sono tutti i presupposti per fare un'ottima stagione, quello sicuramente, insomma. Si sale a 10 punti in classifica, adesso si respira un'area di montagna, no? Il campionato è molto equilibrato, perdi una partita e ti ritrovi a metà classifica, ne vinci una, ti ritrovi ai piani alti. Onestamente non dobbiamo guardare la classifica troppo presto, sono perdute 5 partite, bisogna fare punti perché abbiamo bisogno di morale in questo ambiente. E adesso settimana prossima andiamo a Bissuola, un altro big match dove dovremo fare di tutto per portare a casa i 3 punti. Bene, ringraziamo allora Giovanni Villano, facciamo vedere qui questo splendido premio offerto, lo ricordiamo ancora, da Belbottè. Da quest'anno insomma al termine del match si premia l'MVP Belbottè, e complimenti insomma per questa splendida tua prestazione e per quella della tua squadra. Grazie ancora, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Dunque MVP Belbottè assegnato a Giovanni Villano, dunque questo kit contenente delle confezioni di shampoo energizzante studiato proprio per gli atleti. Giovanni Villano, e adesso naturalmente è arrivato il momento del mister, dell'allenatore Luigi Zanetti. Chiediamo in regia se Luigi Zanetti può accomodarsi qui per le interviste di fine match. Sta terminando alcune conversazioni ed eccolo qui Luigi Zanetti, prima stagione per lui con il team Giorgione, in diretta, le foto di rito anche per te, in diretta. Caro Gigi, dammi il 5 che abbiamo visto che insomma porta bene. Allora, come commentare questa partita? Partiamo dal fatto che eri veramente molto corto quest'oggi, mancavano diversi giocatori, vuoi per squalifica, vuoi per infortunio, si è visto insomma a un certo punto Futsal Atesina era veramente a pieno regime, era con roster completo, eppure insomma hai fatto di necessità virtù, è venuto fuori un partitone. Niente, praticamente, ciao a tutti. Allora, difficile lavorare in settimana con problemi fisici, problemi con mali di stagione e quant'altro. Siamo arrivati con una rosa molto corta, l'intensità della settimana è stata più tattica che tecnica e di conseguenza noi oggi abbiamo fatto una partita possibilmente intelligente. Il primo tempo non abbiamo avuto tanto coraggio di spingerci perché volevamo capire quanta benzina c'era. Alla fine i giocatori hanno messo tutto, il secondo tempo abbiamo preso coraggio, ci siamo guardati in spogliatoio tra il primo e il secondo tempo, nulla era fatto ed era importante gestire una partita che
quando vinci partite dove sei messo in queste condizioni fa morale, fa aiuto e fa ben sperare che quando saremo a rosa completa, recuperando tutti, sicuramente esprimeremo un altro tipo di gioco e non dico che sarà più facile, ma sarà anche più bello gestire la settimana e la partita. Senti, però dopo il passo falso di Manzano, insomma, che può succedere, insomma, alle primissime partite, mi sembra che la squadra stia trovando il giusto ritmo, si stia un pochino abituando, insomma, ai tuoi schemi, alle tue trame di gioco, si comincia a respirare un'area di alta classifica, insomma, ritieni che in questo momento la classifica rispecchi il livello della tua squadra? A proposito, arriva il big match con il Bissuola, insomma, quindi un match subito di alta classifica. Sì, la squadra rispecchia la classifica perché quello che ha raccolto nei campi sono i punti che ha. E noi in questo momento ci stiamo organizzando per il proseguito del campionato per arrivare il più possibile con la rosa lunga. Noi il passo falso iniziale ci sta tutto perché i ragazzi forse non avevano capito appieno cosa volevo e non avevano capito forse che tutto questo pompare durante l'estate questi nomi, ogni squadra che ci affronta vuol fare risultato. Poi è un campionato un po' particolare dove settimana per settimana probabilmente le squadre mutano perché come si vede rose corte, giocatori che vanno, vengono. Comunque l'importante è trovare continuità. Io sono tranquillo, la pressione non c'è, sono abituato a gestire situazioni anche di difficoltà di altri campionati, quindi faremo del nostro meglio. Senti, prosegue il campionato, sai che l'ultima domanda riguarda sempre come dire, i prossimi match, arriva una corazzata, un'altra corazzata, arriva il Bissuola, una squadra che gioca insomma con una formazione ormai collaudata, con lo stesso tecnico, con gli stessi giocatori, un impegno difficoltoso per la prossima giornata, per il match valido per la sesta giornata. Sì, è una delle squadre che l'anno scorso quando sono arrivato a febbraio ho avuto modo di vedere qui, è uno degli allenatori che ho visto che quelle piccole contromisure che prendevo sul campo rispondeva, una persona che osserva durante il campo, ha comunque un trascorso, lo conosco, io penso che lui farà la sua partita, io farò la mia e durante la settimana ci prepareremo al meglio e poi che sia Bissuola che sia qualcun altro il campo darà il suo verdetto. Io andrò lì per giocare la mia partita e lui per fare la sua, quindi mi fa piacere comunque incontrare un tecnico competente e una squadra ben organizzata come la sua. Ringraziamo mister Luigi Zanetti, questa è stata una partita vietata ai deboli di cuore, il telecronista farà un controllino dal cardiologo in settimana, Gigi non ne ha sicuramente bisogno e allora è tutto per quest'oggi, per questo big match della quinta giornata, un team Giorgione che si è aggiudicato la partita per 4-3 sulla formazione ostica della Futsal Atesina per effetto della doppietta di Tilal, delle reti di Aiceik e di Baron. Ricordiamo che le reti della Futsal Atesina sono state messe a segno da Mair, da Basso e da Mustafov. L'appuntamento per i ragazzi di mister Zanetti è per il 18 novembre in occasione della sesta giornata big match tra Bissuola e Team Giorgione, mentre l'appuntamento qui alla Belboté Arena sarà nuovamente per la settima in occasione del match tra Team Giorgione e Miti Vicinalis. E come di consueto concludiamo così, un saluto a tutti e forza Team Giorgione! Ciao.